Dici dove il padrone tiene i soldi. Poche parole sotto la minaccia di un cacciavite e quelle pronunciate dal terzetto di banditi è entrato in azione la scorsa notte a Mogliano, lungo il Terraglio. Il bersaglio è la villa dell'imprenditore del petrolio Giancarlo Miotto. La vittima delle minacce è invece il custode dello stabile che dorme al pian terreno. Il petroliere e la moglie dormono al piano di sopra, vengono svegliati dal trambusto che sentono. Alle 3 è successo che abbiamo sentito rumori, però venivano dal basso, rumori molto forti. Mia moglie, che è una molto attenta e sensibile, mi caccia mai e mi ha detto schiaccia l'antipanico. La prontezza dei coniugi, che fanno scattare l'allarme, mette in fuga i 3 ladri. Il bottino è di qualche migliaio di euro e di un orologio. La paura dopo il fatto però resta. Ad essere preoccupati in maniera anche notevole, quindi è chiaro ed evidente che questi fenomeni vanno in una certa linea che preoccupano tutti, insomma. I carabinieri stanno raccogliendo in queste ore diversi elementi dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso i predoni in azione. Titolare della Miotto Generale Petroli, l'imprenditore che ha subito l'intrusione spiega che da oggi sarà costretto a prendere altri provvedimenti per la sicurezza sua e della famiglia. Per lavoro conosce e ci racconta il benzinaio di Nanto Graziano Stacchio, tuttavia sull'opportunità di difendersi con le armi ha un punto di vista differente. Le armi sono certamente uno strumento che potrebbe essere, se liberalizzato, estremamente pericoloso. Cioè io non sono filoamericano.